Cosa fare? Ci sarà lunedì 13 luglio la palla di vetro e dunque, per esempio, Riccardo Rodriguez chiede alla palla di vetro: che devo fare? Cosa dobbiamo fare? Rodriguez è con noi, grazie a Riccardo, lo conosciamo da tantissimi anni, è capogruppo in Consiglio Comunale del Popolo e Libertà e appunto lunedì, con in mano un teschio, dovete dire: che facciamo? Morire o vivere? Morire politicamente o vivere politicamente? Dimissioni sì o dimissioni no? O prendete una margherita di quelle che ormai si trovano a bizzeffe visto la pioggia e cominciate a togliere i petali. Rodriguez. Ci dimettiamo subito perché siamo convinti che questa sia la scelta migliore per il Paese, perché sia ora che questo teatrino della politica alla quale la gente non vuole più essere abituata, dopo la fine della Prima Repubblica, noi dobbiamo dimetterci per fare chiarezza, dare chiarezza e trasparenza a tutti coloro i quali ci hanno votato un mese fa. Senta Rodriguez, guardi che noi mettiamo via tutto e lei sa che siamo obbligati a tenere le registrazioni. Non c'è che qualcuno di voi abbia detto: io sono pronto, e poi come un muscio scevola, invece di bruciare il braccino se lo mette dietro? Assolutamente no, perché noi, a differenza del centro-sinistra, non siamo attaccati alle poltrone, quindi siamo uomini chiari che quando prendono una decisione la portano fino in fondo. Quindi il 13 luglio voi vi presenterete dimissionari, cadrà dunque Bertoncello. Annunceremo le dimissioni. Rosario. E quindi una volta annunciate è conseguente che poi il provvedimento nelle ore successive sarà esecutivo. Quindi si andrà, diciamo, al commissario e poi alle elezioni ad aprile assieme alle regionali, no? Se così. Certamente, questo è il percorso più lineare. Prego Rosario. Ovviamente questa situazione si presta a varie interpretazioni, non si parla d'altro a Portogruaro chiaramente se non di questa faccenda politica, ma se il centro-sinistra dovesse proporre un nome per il Consiglio comunale, per la presidenza del Consiglio comunale del centrodestra, voi cosa fareste? Vi creerebbe qualche imbarazzo questa situazione? Perché potrebbe anche accadere, voi avete la maggioranza, siete 11 contro 9. Ma credo che da parte nostra non si arriverà neanche ad eleggere il Presidente del Consiglio, quindi è una domanda superflua. Ma perché non si arriverebbe? Perché noi... Cosa prevede l'ordine del giorno del Consiglio? Il primo punto è la convalida degli eletti, il secondo punto è il giuramento del sindaco e il terzo punto è quello che riguarda i criteri di nomina della giunta comunale. E quindi il quarto punto prevede appunto o prevederebbe elezione del Presidente del Consiglio, ma credo che a questo punto sarà difficile che ci sia. Lei ci sta facendo capire insomma che al terzo punto voi prendete e ve ne andate. Potrebbe essere così. Ecco, senta signor Rodriguez, lei si è mai chiesto come mai su alcuni seggi di Portogruaro la Zaccariotta abbia fatto incetta di voti superando il 50% e Tabaro no al ballottaggio? Beh, intanto è chiaro che la politica si fa con i numeri. Al ballottaggio c'è stato un 11% in meno di affluenza e quindi è chiaro che noi siamo usciti un po' svantaggiati rispetto alla mancanza di affluenza, come al primo turno che era il 72% e al secondo turno era il 62-63%, quindi c'è un gap chiaro. È anche molto chiaro che comunque qualche elettore ha messo la croce sulla Zaccariotto e qualcun altro su Bertoncello. Beh, è chiaro che nessuno di noi è in cabina, quindi sì, diventa difficile poter dire una cosa del genere. Ringraziamo dunque Riccardo Rodriguez. Non so se si è sentito quello che ha detto Rodriguez negli ultimi istanti, perché qui a Portogruaro è andata via la linea. Grazie Rosario, grazie anche a Rodriguez.